I carabinieri della tenenza di Ribera, guidati dal comandante Fabio Proietti, hanno stretto le manette ai polsi di un uomo e di una donna, entrambi rumeni, responsabile di due brutali scippi nei confronti di persone anziane avvenute nel centro di Ribera, facendosi poi aiutare dalla sua convivente per rivendere la refurtiva. I carabinieri di Ribera hanno così eseguito un'ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal GIP del Tribunale di Sciacca e coordinate dalla Procura della Repubblica Saccense. Attraverso accurati sopralluoghi e il racconto di alcuni testimoni hanno così permesso ai carabinieri di acquisire consistenti indizi e di risalire a un rumeno 32 anni sospettato di avere commesso nel mese di giugno scorso due scippi in danno di persone anziane nella zona del mercato e nel centro storico della città crispina. Nelle circostanze le vittime, una ottantenne e una 68enne, erano state preventivamente individuate e all'improvviso il 32enne, con il volto scoperto, le aveva strattonate violentemente portandosi via il bottino, ovvero collane d'oro. In un caso la collana era stata letteralmente strappata dal collo di una 68enne, provocandole anche una perdita di sangue dal collo. Durante un pedinamento i carabinieri hanno sorpreso la convivente del rumeno 28enne mentre stava rivendendo una collana a un orafo della zona. La collana in questione, che riportava ancora un ciondolo con la foto del defunto marito della vittima, è stata quindi recuperata e restituita all'anziana donna. Durante la perquisizione effettuata nell'abitazione della coppia dei rumeni, gli investigatori dell'Arma hanno anche trovato e sequestrato gli indumenti indossati dall'uomo durante le due azioni criminose, che erano state ben descritte dalle vittime, con l'accusa di rapina e furto con strappo. I carabinieri di Ribera hanno subito trasferito in carcere il 32enne, mentre la sua compagna 28enne, accusata di ricettazione, è stata ristretta agli arresti domiciliari.